La prima regola è non cedere mai, la seconda è provarci comunque, la terza, obbligatoria da quest'anno, è l'ingresso nell'area dei play-off. Per i Granata di Glerian il 2000 rappresenta la svolta, oramai si è giunti alla maturità. E sì, perché Cittadella è una realtà non più remota del calcio veneto, cresciuta grazie all'ostinazione di chi ci ha sempre creduto. Siamo partiti con l'obiettivo di migliorarci rispetto all'anno precedente, siamo in corsa, speriamo di mantenerci lì, anche se la concorrenza è tanta, è agguerrita, con grandi società, grandi squadre. È stato forse il campionato degli ultimi tempi il più bello. E quest'anno gli impegni vengono rispettati, specialmente quando si è ricevuta la fiducia indiscussa della città, storicamente vicina a una squadra che ha subito quest'anno più che usufruito del mercato d'inverno. Le partenze di giocatori come Zancopè e Fantini, finiti in serie cadetta, hanno incrinato l'assetto di partenza. Abbiamo avuto queste 7-8 partite in cui abbiamo raccolto pochi punti, è stato un periodo così negativo e ne abbiamo parlato tra di noi e abbiamo cercato così di togliere quei piccoli problemi che si erano creati. Ecco. Quest'anno le sorti sembrano invertire quelle della precedente stagione. Superata la fase calante di 2 mesi fa, adesso dopo il match con il Varese è stato un crescendo. Le trombe suonano la riscossa. Quest'anno abbiamo forse raggiunto quella maturità e quella consapevolezza di poter, credendoci, arrivare almeno all'obiettivo dei play-off. Dedicato al Messina, all'angolo della C2, una